Pio X si attende il nulla osta per i funerali di Vanessa Ballan, che saranno celebrati con ogni probabilità a Castelfranco la sera prima delle esequie. La città spegnerà le luci di Natale, un lutto condiviso in tutta la Castellana. Sanitari ancora nel mirino all'ospedale di Vicenza, 2 infermieri presi a pugni da un migrante di 24 anni che pretendeva un appuntamento, è stato bloccato e denunciato. Rissa tra bande rivali, la violenza esplosa in centro storico a Padova lo scorso 9 dicembre. I carabinieri hanno denunciato 5 minori rimasti feriti e caccia alla fazione avversaria, un gruppo dell'Est Europa. Ieri la Regione ha annunciato per il 12 gennaio l'avvio effettivo dell'iter che porterà alla realizzazione della Via del Mare entro 3 anni, annuncio che però non piace a tanti sindaci, non siamo stati ascoltati. Influenza e Covid-19 al picco, migliaia di veneti costretti a letto in questo Natale. Nella Marca malato un trevigiano su 10. Un Natale con i fiocchi per l'erario che nei primi 10 mesi dell'anno ha incassato 28 miliardi in più rispetto all'anno scorso, con le imprese che il 27 dovranno invece versare l'acconto IVA. I fanti hanno allestito il presepe al Tempio Ossario di Bassano e chiedono al comune un aiuto per tenere aperta la struttura. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Ancora in primo piano il delitto di Riese Pio X. Dopo l'autopsia si attende la data dei funerali e dal sindaco di Castelfranco Stefano Marcon l'annuncio: spegneremo le luci di Natale la sera prima dell'addio. Abbiamo deciso di spegnere le luminarie natalizie il giorno prima dei funerali perché pensiamo sia un segnale forte, concreto, deciso, che induca alla riflessione tutti coloro che vedranno una Castelfranco in vesti meste, partecipative al dolore delle 2 famiglie colpite da questa tragedia. Si spegneranno le luci di Natale a Castelfranco il giorno prima dei funerali di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa nella sua abitazione di Spineda martedì scorso, una mattanza per la quale è in carcere a Santabona con l'accusa di omicidio aggravato il 41enne kosovaro Bujar Fandaj, residente a San Vito di Altivole. Le esequie dovrebbero tenersi subito dopo Natale in Duomo. Vanessa infatti era originaria di Castelfranco e qui aveva vissuto fino a qualche anno fa, prima di trasferirsi con il compagno Nicola e il loro figlioletto di 4 anni a Riese Pio X, in quella villetta diventata teatro dell'orrore. A Castelfranco risiedono le famiglie di origine e nel giorno dell'ultimo saluto, annuncia Marcon, sarà l'intero territorio castellano a fermarsi. Sarà così e lo faremo in accordo anche con i sindaci della Castellana, con i quali ci siamo già confrontati per essere vicini anche al comune di Riese Pio X, al comune di Castelfranco. Un femminicidio che sconvolge per ferocia e modalità quello di Vanessa e che il GIP, nel convalidare il fermo di Bujar, ha ritenuto pianificato. A parlare ci sono i frame dell'irruzione del killer nella casa della donna, sul retro il borsone con dentro i coltelli e il martello, e ancora i tanti messaggi che il kosovaro mandava alla 26enne, una tempesta di ossessione, possesso e gelosia: ti rovino la vita, mi dispiace per tuo figlio, vammi a fare denuncia, e ancora ti prego torniamo come prima. L'autopsia sul corpo di Vanessa ha confermato la mattanza, mentre si attende il test del DNA sul feto che aveva in grembo, un delitto atroce, da cui la scelta di un'intera comunità. Quello di non addobbare a festa Castelfranco Veneto il giorno prima dei funerali ci sembra un segnale di partecipazione concreta e attiva da parte nostra. Non si placa la violenza contro i sanitari. 2 infermieri sono stati picchiati all'ospedale di Vicenza. Aggrediti 2 sanitari del 118 all'interno della loro sede ieri pomeriggio. Un infermiere e un autista di un'auto medica sono stati raggiunti dai pugni di un 24enne cittadino della Guinea richiedente asilo. Lo straniero si era presentato all'ingresso degli uffici pretendendo un appuntamento senza lamentare alcun bisogno o necessità di tipo medico. I dipendenti presenti, dopo avergli spiegato che non era possibile accontentarlo, lo avevano invitato ad allontanarsi. Il 24enne invece improvvisamente ha sferrato un pugno al volto dell'infermiere, cercando di introdursi all'interno della struttura attraverso le scale. Mentre veniva allertata la polizia, altri colleghi hanno cercato di bloccare l'extracomunitario, che è riuscito a sferrare un altro pugno violento all'altezza dello sterno dell'autista. L'arrivo degli agenti delle volanti ha posto fine ai disordini. Il guineano, già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. I sanitari aggrediti sono stati soccorsi, riportando lesioni guaribili in 3 giorni.
È stata una rissa tra bande rivali, la violenza esplosa in centro storico a Padova lo scorso 9 dicembre. I carabinieri hanno denunciato 5 minori rimasti feriti e caccia alla fazione avversaria, un gruppo di giovani dell'Est. Una rissa tra due fazioni rivali. L'episodio di violenza avvenuto in pieno centro a Padova lo scorso 9 dicembre nella affollatissima riviera dei Ponti Romani riguarda due gruppi di giovanissimi. Da un lato un gruppo di minorenni di origine nordafricana, uno di questi ferito alla mano, dall'altro un gruppo di ragazzi dell'Est probabilmente albanesi. I carabinieri hanno ricostruito gli eventi dopo aver sentito testimoni oculari della rissa che avevano visto un gruppo di giovani dell'Est scendere dal tram e aggredire i minorenni nordafricani. Quest'ultimi a loro volta avevano colpito con calci e pugni, una versione confermata dalle immagini dei video registrati dai testimoni. Le due fazioni dunque si sono fronteggiate senza esclusioni di colpi, anche con cocci di bottiglia. Per questo i carabinieri hanno denunciato al Tribunale dei minori 5 ragazzi di origine nordafricana rimasti feriti a terra identificati quel pomeriggio. Le indagini ora continuano per identificare anche il gruppo dell'Est che invece era riuscito a scappare. Annunciato ieri dalla Regione per il 12 gennaio l'avvio effettivo dell'iter che porterà alla realizzazione della Via del Mare entro 3 anni, annuncio che però non piace a tanti sindaci. La sindaca di Roncade ha detto non siamo stati ascoltati. Sentiamo. Tutta questa fretta adesso di mettere in cantiere un'opera che per più di 10 anni è rimasta su un cassetto mi lascia alquanto perplessa ed interdetta. Non c'è dialogo con i territori. La Via del Mare continua a essere lastricata di polemiche e a rinfocolarle è stato l'annuncio arrivato da Palazzo Balbi nel corso della conferenza stampa di fine anno, la firma il 12 gennaio prossimo davanti al notaio fra la SIS e la Regione che sancirà l'avvio effettivo dell'iter per la costruzione della nuova strada che porta alle spiagge. Per la Regione c'è tutto il tempo per apportare delle modifiche. Siamo pronti eventualmente ad adottare delle misure correttive. La stessa cosa sarà per la Via del Mare. Abbiamo almeno 3 anni davanti per la sua apertura. In questi 3 anni Veneto Strade ha già ricevuto l'incarico per il monitoraggio dei flussi di traffico, quindi potremmo fare le opportune verifiche, però io in cuor mio in 9 anni ne ho visti tanti. Credo che nella Via del Mare grandi problemi non ci saranno, anche perché parliamo di 19 chilometri che per percorrerli parliamo di 2,50 €, quindi non di grandi cifre. Ma buona parte dei sindaci, soprattutto trevigiani, non ci sta. La verifica andava già fatta, dicono, lo stesso tracciato doveva già essere presentato anche per capire dove e come si intrecciano Treviso Mare e Nuova Via del Mare, con tutte le conseguenze sulla viabilità secondaria. Più che Via del Mare è tutto in alto mare, dicono dal PD regionale i consiglieri Zanoni, De Zottis e Montanariello, che sottolineano come non siano stati diffusi nemmeno i dati di traffico. E a proposito di strade, da Roncade non se ne esclude nessuna, nemmeno quella che porta dritto al TAR. Chiaramente la Regione fa le sue valutazioni e noi faremo le nostre a tutela degli interessi dei nostri territori. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci in studio, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Proseguiamo con le notizie. Influenza e Covid, migliaia di veneti a letto per il giorno di Natale durante le festività nella Marca. Dall'US 2 i dati che dicono che saranno tra le 80 e le 90.000 le persone con l'influenza. È chiaro che sempre di più invece nel territorio abbiamo persone che sia per la sindrome influenzale sia per il Covid sono a letto e sono a casa, e questo fa capire che stiamo veramente arrivando al picco chiaramente sia dell'influenza che del Covid. Sono tra le 80 e le 90.000 le persone che nella Marca trevigiana passeranno il Natale a letto a causa dell'influenza o del Covid, situazione che si allarga anche a tutto il Veneto, ma è a Treviso che si contano più contagi dovuti in parte anche al minor numero di persone vaccinate rispetto alle altre province. Abbiamo circa una novantina di persone ricoverate in tutti gli ospedali della Marca, quindi 6 ospedali della Marca. Diciamo che abbiamo 4 persone over 80 non
vaccinate che sono ancora in terapia intensiva. Numeri da tenere sotto controllo ma non allarmanti. È questo il quadro disegnato dall'ULSS 2 sulla situazione sanitaria a pochi giorni dall'atteso picco influenzale stimato tra il 30 dicembre e i primi giorni di gennaio, anche se le previsioni fanno immaginare che anche la prima settimana dell'anno nuovo i contagi sia per Covid che per influenza tenderanno ad essere alti a causa di pranzi e cene durante le festività. Le raccomandazioni restano le stesse di sempre: evitare il contatto con persone fragili e anziani se si è ammalati o raffreddati, per evitare di caricare le sedi di primo soccorso e i reparti che per mancanza di personale, malattie e ferie vedono i sanitari coprire i turni dei colleghi. Abbiamo anche da poco fatto un concorso a tempo determinato per infermieri, purtroppo prima del 7 di gennaio non arriveranno perché stanno lavorando da altre parti oppure si fanno le ferie. Quindi stiamo chiedendo, e li ringrazio sempre per veramente il senso etico che hanno nei confronti dei malati, delle persone, chiederemo ai nostri collaboratori di fare delle ore in più, quindi fare dei turni in più, ovviamente extra orario di lavoro, proprio per cercare di tamponare questa situazione. Un Natale coi fiocchi per l'erario che nei primi 10 mesi dell'anno ha incassato 28 miliardi in più rispetto all'anno scorso. Ci racconta tutto Filippo Fois. Chi festeggia il Natale con un bel regalo sotto l'albero difficilmente potrà però fare meglio dell'erario italiano, che secondo l'ufficio studi della CGIA di Mestre si prepara a celebrare le festività con un incasso di 28 miliardi di euro in più rispetto all'anno scorso, un maggior gettito impressionante destinato peraltro ad aumentare di qualche miliardo con le scadenze fiscali di novembre e dicembre. Va anche detto che l'incremento non ha a che vedere con un aumento del carico fiscale, ma dipende da una serie di combinazioni che vanno dalla crescita dell'inflazione ad una moderata crescita economica, al rinnovo di alcuni contratti di lavoro. Da sempre in Veneto e in generale nel nord-est il tema delle tasse è molto sentito, in particolar modo dal cosiddetto popolo delle partite IVA, perché con una grande vocazione all'export tantissimi piccoli imprenditori della nostra regione sono costretti a confrontarsi quotidianamente con concorrenti stranieri che invece beneficiano di un fisco meno asfissiante del nostro e di servizi pubblici migliori. Da questo punto di vista, secondo la Commissione europea, solo Danimarca, Francia e Belgio registravano nel 2021 una pressione fiscale superiore alla nostra, che comunque nel 2023 è destinata a scendere dello 0,2% rispetto all'anno scorso, attestandosi al 42,5%, mentre la media dei 27 paesi europei è al 40,6%. Noi siamo comunque fiduciosi. Nel 2024 la pressione fiscale è destinata a scendere. Grazie a ciò anche i veneti avranno qualche centinaia di euro in tasca in più e qualche problema in meno. 13ª dedicata alla spesa per i regali e per prodotti culinari. Vediamo come la spendono i padovani. Vie del centro affollate, sotto il salone le botteghe straripano di gente, corsa all'ultimo regalo tra le strade padovane per queste ultime ore che precedono il Natale. Tanti i padovani che, approfittando della 13ª, si sono attardati nelle spese. Per regali per loro mi sa che è già andata, per cui sì, regali per i bambini è arrivata, come tutto finisce per i bambini questo Natale mi sa. Abbiamo un po' di spesucce in casa, quindi vedremo. Quindi diciamo per tamponare le spese? Assolutamente. Bella domanda, è arrivata, sta arrivando e in parte logicamente si userà per fare i regali di Natale, ma il resto di parte la mettiamo via per pagare mutui, prestiti, cose del genere. Proprio una famiglia normale. Regali utili, cibo, della tradizione a tavola. Le previsioni di spesa per questo Natale sono buone. Sì, credo in parte è già uscita, però con moderazione. Poi sono regali utili che quindi magari qualcuno acquisterebbe comunque, quindi è solo fare un favore a qualcuno e comprarlo prima. Ma noi facciamo regali e magari, non so, si esce a cena qualche volta, cose di questo genere, insomma. Le bollette no, è stato un fine anno un po' spendioso dal punto di vista economico, penso li metteremo i risparmi. A Bassano ora, dove i fanti hanno allestito il presepe al Tempio Ossario e chiedono al Comune un aiuto per tenere aperta la struttura. Vogliamo che sia simbolo di apertura, difatti il presepe che abbiamo voluto allestire
l'abbiamo voluto riportare come era negli anni passati, tanto più che molte statue che sono state custodite le abbiamo riutilizzate per ricreare questo presepe. Ecco. Sì, speriamo che questo sia un segno, perché anche dia interesse alla popolazione, alla gente di entrare e di vedere questo presepe, nello stesso tempo di dare onore a tutti i caduti che sono sepolti qui dentro. Il Tempio Ossario di Bassano, luogo sacro dove riposano migliaia di caduti, ospita la Natività, un presepe che i fanti, attuali custodi della struttura, coloro che ne curano a titolo volontario l'apertura, hanno voluto allestire per lanciare un messaggio di speranza in questo Natale, accanto alla richiesta di un supporto affinché l'ossario possa essere sempre visitabile. Contestualmente viene lanciato un messaggio forte, rivolto nello specifico all'amministrazione comunale, perché questo edificio, questa struttura che è un pezzo della storia non solo di Bassano del Grappa ma di tutta Italia, possa continuare a essere visitata non soltanto un giorno alla settimana. A noi dispiace molto tenere chiuso la domenica, però purtroppo no, con la carenza di personale, cioè ormai è già da 8 anni che facciamo servizio. Dal suo canto il Comune si è dimostrato disponibile nel trovare una soluzione. Sarebbe un vero regalo di Natale per i fanti e per tutte quelle persone che credono nell'importanza che ricoprono questi edifici della memoria. Anche il fatto di oggi essere qui con noi e di aver fatto un piccolo riconoscimento per il servizio che facciamo è un qualcosa. Sì, l'importante è la collaborazione di tutti, perché così si riesce ad andare avanti. E con questo è tutto, ora le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi. Una buona serata, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al Meteo. Feste di Natale con l'anticiclone delle Azzorre e clima eccezionalmente mite per il periodo. Vediamo insieme le previsioni per il giorno della vigilia. Sul Veneto sarà asciutto, cielo in prevalenza poco nuvoloso con qualche temporaneo addensamento ma con ampi spazi di sereno, possibili locali nebbie nelle ore più fredde. Temperature in lieve calo ma sempre sopra la media stagionale, minime tra 0 e 2 gradi, massime comprese tra 7 e 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, qualche addensamento sulla costa ma cielo in genere velato, il vento sarà moderato ad alta quota. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime sui 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza tra sole e nubi ma nel complesso sarà bel tempo. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sui 10-12 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.